Allora, mia gioventù si è passata benissimo. E io avevo un babbo e una mamma che erano speciali. Non c'era mica, ma mia mamma era intelligente, aveva avuto il suo certificato son certificat d'études. Mio babbo era propriétaire terrien, je dis, e aveva. E quando i miei parenti si sono maritati, in 47, tutto il mondo diceva, come Johanna, una donna così intelligente, va a sposare, ma babà era un bedomo. Avevo sempre na mia stacca dei ossolei, che erano petri doviumi, ma erano rondi belli. E qua mia amica, e quando noi ci scontravamo, oh Marta, lì, ci facciamo una partita, e ci facciamo una partita d'ossolei. Non avevo 20 anni, non avevo 17 anni, si viveva tranquilli, senza pensieri. C'era l'amore, ci teníamo. Allora cava, io trovo che non c'è più st'amore, non c'è più sta fratellanza. Io mi rammento sempre a mia mamma che andava a lavare i panni e i lenzuoli o bacchè accanto alla riaccia. Mi vengo che quando sono giunti i lenzuoli e che c'erano i lenzuoli in colori, ha detto ma non piace, cioè di che il benestare ha fatto massa affari e non c'ho mica a dire che il benestare ha fatto le cose male, al contrario. Il lavoro, la carriera c'ho a farla. C'ho aggiungere insegnamento a Vini, ma i giovani ci vuole aiutarli perché hanno bisogno di essere aiutati e ciò che ti pigliano, ad esempio, a Nantes vecchi. Voilà. Ciò che ti pigliano, ad esempio, a Nantes vecchi.